con quei soldi, soprattutto chi ha una famiglia numerosa come me, che ho avuto la fortuna di avere 4 figli, sa benissimo che insomma, questi soldi sono veramente poca cosa. Non è una questione di soldi, quei 35 euro al giorno per profugo che lo Stato offre per l'accoglienza. È una questione di umanità, di fede, per il professor Calò. L'insegnante di storia e filosofia del liceo classico Canova ha deciso di aprire le porte di casa sua a Povegliano a 6 giovani profughi. Vengono da Nigeria e Gambia, hanno tra i 20 e i 30 anni. Il docente si definisce cristiano credente, è direttore scientifico dell'associazione Maritain, associazione che ha premiato il regista Olmi, lo scrittore Magris, il presidente di Banca Intesa, Bazzoli. Collabora con l'associazione musulmana Hilal e una volta presa la decisione scomoda l'ha messa in atto. Per poter continuare a svolgere il suo lavoro Calò ha assunto una donna trevigiana, sarà lei ad accudire quotidianamente i profughi. Sarà regolarizzata e quindi questa persona è una persona che ha perso il lavoro, quindi diamo la possibilità a questa persona di avere un momento di, diciamo così, di crescita anche non solo personale ma anche, come è giusto che sia, anche lavorativa. Lo sa il professore che la sua scelta non è da tutti apprezzata, per usare un eufemismo, visto che ha anche ricevuto minacce. Di fronte a un fenomeno di questo genere non è tirandoci sassi a destra e a sinistra l'uno contro l'altro che risolviamo il concreto. Il concreto invece è tirarsi sulle maniche e lavorare insieme. Insomma una scelta controtendenza nella terra del no, dove anche oggi il governatore Zaia, parlando dei nuovi arrivi, li definisce una rappresaglia di Renzi e Alfano contro il Veneto per quel voto alle regionali che ha premiato lui e ribadisce. Per noi è sempre no, l'ho detto al governo Berlusconi nel 2011, nella primavera del 2011 e lo dico anche a questo governo. E dice giù le mani da appartamenti e hotel in zone turistiche, anche se in realtà i profughi non li vuole nessun comune. Cercatemi un comune con il nome e il cognome di un sindaco che dice che vuole i profughi in Veneto. Ce ne sono 579, prende il telefono, uno. Perché a me di tutte queste lucubrazioni che qualcuno vuole fare, cioè dico, diteci se li volete o non li volete, almeno vediamo quali sono i sindaci che vogliono i profughi.